Ci siamo! DJ, sei pronto? Fammi sentire che ci sei. Vai. Ah, bene. Allora, con pubblico applauso. Se no vi faccio ballare, La numero 1, Asia Savino, 14 anni, arriva da Ceggia, è alta 1,65 m, del segno dello Scorpione. Grazie. Cosa fai nella vita? 14 anni, sei piccolina, sei giusto, il nostro limite è dai 14 ai 28, no? Cosa ti ha spinto a partecipare? È una persona che conosco da tanto tempo, l'Anastasia. Ok, la nostra Miss in carica, sì. Allora, quindi sei stata consigliata bene, no? Sì. E cosa ti ha detto? Mi ha invitato e ho deciso di venire per provare questa nuova esperienza. È la prima volta che sei su un palco, allora guarda, la prima è il numero 1, ci vuole un applauso proprio per rompere il ghiaccio, bravissima Asia. Cosa studi nella vita? Faccio l'alberghiero, cavolo. E da grande vorresti? Fare la cameriera. Ah, vabbè, insomma, no, la cuoca? No. Non ti piace cucinare? Troppo impegno. Esatto. Ti piace di più ciacolare coi clienti? Sì. Come ti descrivi a questa giuria? Simpatica, molto permalosa. Ok. E non lo so. E non lo sai, lo scopriremo solo vivendo in questa Esatto. serata. Grazie Asia e buona Grazie continuazione. Numero 2, Aurora Tedeschi, 17 anni, 1,65 m. Pubblico, gioca in casa, arriva da Cavallino Treporti, del segno dell'Ariete. Girati verso il pubblico, prendi pure il microfono. Com'è andata? Sì, ti faccio parlare, sì, vieni qua vicino a me, perché mi ha detto non farmi parlare. E dico ok, allora se vuoi tu muovi la bocca e io emetto i suoni. Che dici Aurora? Va bene. Ma hai sentito che applauso che ti hanno fatto i tuoi concittadini? Grazie. Ma l'avevi detto che venivi qui sul palco di Miss Faggy Speech? No? Com'è andata questa passerella? Sciogliamo un po' il ghiaccio. Pensavi? E invece è andata bene, sei stata pure brava, non sei caduta, hai fatto lo scalino perfettamente. Sì. Che vuoi di più dalla vita? Cosa fai nella vita? E studio al liceo linguistica e mi piacciono le lingue, mi piacerebbe diventare un hostess di volo. Ok. E hai anche qualche altro sogno nel cassetto da realizzare? Magari continuare questo percorso nelle scuole. Beh, perché no? Insomma, Sì, ecco. sì. Che lingue studi, Aurora? Tedesco, spagnolo e inglese. Allora, facciamo un gioco? Vediamo quanti tedeschi ci sono che sono venuti qui a Cavallino dalla Germania o dall'Austria. Facciamo un saluto in lingua, te la senti? Hallo. Hallo, dai, poi? Ich heiße Aurora und ich bin 17 Jahre alt. Ok. Ich wohne in Cavallino. Gli chiediamo se gli piace Willkommen a tutti quanti. Quanti, come si dice quanti tedeschi ci sono qui? Come si dice? Wie viel? Wie viele Deutsch, Touristen. Com'è poi? Ich habe Deutsch studiere in die Schule, aber ich spreche nicht. Qualcuno ha capito? Pochetti. Ok, vabbè. Parliamo in inglese. Hello guys, how are you? From where you come from, guys? From where? Italian? Quanti italiani ci sono qua stasera? Allora è pieno di italiani. How many tourists from Europe? Nessuno? Ma com'è? Dove stanno? Roberta, sono tutti all'interno del campeggio? Miss Venice ha chiamato gli italiani questa sera. Meglio, così andiamo a promuovere i nostri buoni prodotti italiani. Aurora, sei pronta per le altre uscite? Certo. E allora in bocca al lupo, stringi i denti che ci vediamo più tardi. Numero 3, Beatrice Schileo, 17 anni, 1,68 m, arriva da Conegliano, del segno della Bilancia.
arrivata anche a te, Beatrice. Sì. Come va? Un po' d'ansia. Un po' d'ansia, ma cos'è che vi fa ansia? Ditemi, raccontatecelo. Un po' il pubblico. Il pubblico, ma tanto tu Fiorfita non ti vedi, sei accecata da queste luci fantastiche, li hai visti? Sì. Tu guarda tutto come fanno i cavalli, guardiamo in giro, guarda la telecamera e sorridi al pubblico, fai così. Cosa fai nella vita, Beatrice? Studio turistico. Ok. E da grande vorresti? Per ora lavoro diventare avvocato. Ah, che bello, insomma, abbiamo anche qui un grande avvocato, è una sindaca è avvocato, bisogna dirlo, o no, mi sbaglio? Hai visto che mi ricordo bene? In bocca al lupo, sì. È una strada abbastanza in salita, però insomma poi hai delle grandi soddisfazioni. Come ti descrivi a questo pubblico e alla giuria? Già salire sul palco di Miss Venice Beach ti ha dato una bella botta di sicurezza, Cosa vorresti fare da grande oltre all'avvocato? C'hai qualche altro sogno nel cassetto? Vorrei fare volontariato. Che bello, quale paese ti piacerebbe visitare? Il Kenya, sei mai stata? No. E allora guarda, questo è davvero un bel proposito da realizzare. In bocca al lupo per dopo, Beatrice, e ti scopriremo solo vivendo questa serata. Grazie! Numero 4, Laura Marzaro, 25 anni, 1,68 m, arriva da Scozzè del segno del cancro. Anche per te la prova dello scalino è andata egregiamente, però questa è solo la prima delle uscite, ce ne sono altre 3 dopo da fare. La sfideremo. La sfiderai. Cosa fai nella vita? Raccontaci, vieni un po' più qua in centro. Allora, io sono intanto laureata in lingue Ah, brava! e Grande. sono la responsabile di un centro sportivo. Che bello, che brava! Sportivo e cosa fanno? E vabbè, noleggiamo campi da calcetto, da padel, adesso Ok. ci giocano un po' tutti e abbiamo tanti progetti in mente, quindi E dai. da grande vorresti Allora, mi piace il mio lavoro, quindi mi piacerebbe diventare la darci proprietaria del campo? del centro, sì, Perfetto, ecco. prendere Guarda, e se poi assorbire. ti consiglio una cosa, c'hanno dei figli carini, simpatici. Sì. Perfetto, potrebbe essere quella una buona strada. Benissimo. Quella potrebbe essere una buona strada, mia cara. Come ti descrivi a questa giuria? Allora, sono una persona solare, Ok. estroversa e naturale, mi verrebbe da dire. Cioè, che vuol dire Cioè, dai, umile. umile. Umile, ok, vabbè. Ci sta, perché no, perché no? Sei pronta per le altre uscite? Sì, Canti, prontissima. balli, reciti, vuoi fare Dai, qualcosa? faccio canto. Canti? Ok, noi abbiamo prenotato il bel tempo, mi raccomando, che canti? La nuova stella di Broadway. Caspita. Visto che sono un'appassionata di karaoke. Ah, beh, Dai. vai a cappella o...? No, un po' di base, dai. Un po' di base. DJ ce l'abbiamo? Che fortuna, perfetto. Via, vai Laura. Lui era un businessman con un'idea in testa, lei ballerina di jazz. Leggeva William Blake vicino a una finestra, lui beveva caffè. Guardando quelle gambe muoversi pensò a una stella, pensava a Fred Astaire. E chi non ha mai visto nascere un'idea? E chi non ha mai visto nascere un'idea? Grazie Laura, dobbiamo andare avanti anche con le altre concorrenti. Buona serata e buona continuazione. Numero 5 si è eliminata, quindi tirate una riga per favore perché la numero 5 non si è presentata. Capita anche questo. Numero 6, Alessia Busau, 21 anni, 1,68 m, arriva da Agugliaro, provincia di Vicenza, del segno del Toro.
Giulia, prendi pure il microfono. Eri mai venuta qui a Cavallino? Ma che No, bella qui no. storia. Wow, le fai tu queste, addirittura con i fiocchetti. Fantastiche. Grazie. Hai mai visitato la città di Cavallino? No. Pensa un po', Miss Venice Beach dove ti porta? Ti porta in queste fantastiche spiagge della nostra Riviera Veneto. Cosa fai nella vita? Allora, io ho appena finito il secondo anno di un'accademia di moda a Bologna Ok? e adesso manca l'ultimo anno e poi mi piacerebbe fare la stilista e in futuro aprire un brand. Che bello! Qual è lo stilista al quale ti ispiri? Allora, quello che mi piace di più è Dior. Beh, caspita, non è che ne abbiamo scelto uno così a caso. Cosa ti piace di più di lui? Non Gli lo so. accessori, l'abbigliamento, l'eleganza. Allora, le borse. Ecco, brava. In C'hai il particolare, fidanzato? sì. Poveraccio. Sì. Ecco, perché insomma se deve farti un regalo non è una cosa semplice, però insomma vabbè. E poi? E poi vabbè, gli abiti. E gli abiti. Io so che tu hai portato qualcosa di tuo, allora vai pure a prenderli che così li facciamo vedere alla nostra giuria, al nostro pubblico, perché le nostre miss sono anche molto molto brave, cioè li hai cuciti tu? Cioè tieni il microfono, io ne tengo uno, guarda che belli, cioè hai realizzato un blazer, tipo un bomberino, Sì, un bomber e un ok? blazer. E questi li hai fatti per te? Per chi te Sì, li ha sì. commissionati? No, allora, noi in pratica facciamo i figurini, il modello e poi li cuciamo. Quindi fa tutto. Fantastica. C'è del programma. Questo potrebbe essere della mia taglia, che dite? Bene, Federica, prendi questo e metti in borsetta. Ottimo, grazie. Questo ci piace, benissimo. Il grigio non mi dona molto, il fucsia invece è il mio colore, però è molto bello anche questo. Grazie. Mi spiace, grazie Laura, l'ho portato a casa io, farò pubblicità e ti taggo su Instagram. Funziona così. Un bacione, grazie mia cara e buona continuazione. Numero 7, Giulia Dal Pozzo, 26 anni, 1,70 m, anche lei da Vicenza, del segno del cancro. Ben arrivata Giulia, prendi pure il microfono. Grazie. Cosa fai nella vita? Raccontati un po'. Allora, io sono laureata in mediazione linguistica, però attualmente sto ancora lavorando al bar e sto cercando il lavoro dei miei sogni. Allora, insomma, ecco, da grande cosa vorresti fare? Cosa c'hai in questi sogni? Allora, forse mi piacerebbe lavorare o per un'agenzia turistica Ok? o anche nel settore fiere. Ah, beh, bello. Quante lingue parli, Giulia? Beh, allora io mi sono specializzata in inglese e spagnolo, Ok? principalmente. Allora, guarda, ti direi di fare una prova in inglese e in spagnolo, però no, ti conviene farla in veneziano, perché è pieno di italiani qui questa sera. Quindi sai il dialetto veneto? Sì. Benissimo, presentati. Ciao a tutti, sono Giulia, ho 26 anni. Mi ha preso la lettera, bravissima Giulia! Allora, io so che hai portato un video perché tu hai la passione per, se non sbaglio, il nail art. No, in realtà il video non l'ho portato, Ok? avevo solamente informato della cosa. Ah, ok, va Sì. bene. Allora lo scopriremo È nei una tuoi mia social. passione, È una sì. tua passione, ma le fai per te o per gli amici? Allora, principalmente per me, ma per questione di tempo. Ah, ok, vabbè, però insomma sei brava, cosa fai? Disegni, fai perché prima Alessia ci aveva perfino i fiocchetti. Allora, a me piacciono basiche, onestamente, poi se è da fare un po' di disegnini, cose creative, stravaganti. Fai anche Ah, quelle, sì. brava, perfetto. Federica, prendi il numero che questa ci serve per quando abbiamo da fare la manicure. Grazie Giulia, buona serata. Numero 8, Margherita Bolzonella, 21 anni, 1,70 m, arriva da Mira del segno del cancro.
Margherita, Buonasera. ben arrivata. Cosa fai nella vita? Raccontati un po' a questo pubblico. Allora, io sono una studentessa al terzo anno di lettere moderne a Ca' Foscari. Che brava. Frequento l'università. E da grande? Vorrei insegnare, fare l'insegnante. Beh, e di che materia? Diciamo lettere, quindi Lettere. la cultura, l'italiano, geografia, storia, tutto l'ambito umanistico, diciamo. Che bello, beh, insomma, interessante. Vuoi fare anche un po' filosofia? Cioè, dov'è che vorresti insegnare? Alle superiori, alle medie? Diciamo che mi piacerebbe da entrambe le parti, diciamo. Ok. Però forse più con i ragazzi più giovani, quindi alle medie. Bene, Sì. in bocca al lupo, in bocca al lupo. Grazie. Come ti descrivi a questa giuria? Diciamo che io sono una ragazza che cerca sempre di avere un sorriso sulle labbra in ogni situazione e ho 21 anni, quindi ho fatto già un percorso, diciamo. Inizialmente ero molto più timida, più introversa, mentre col tempo poi mi sono più aperta, insomma, a nuove esperienze e alla vita in generale. Beh, insomma, questo è già un buon punto di partenza. Io vedo che qui tu fai anche ballo. Sì. Ti abbiamo vista varie volte perché insomma hai partecipato anche in altre edizioni. Questa sera cosa ci porti? Diciamo che stasera ho deciso di portare un moderno. Moderno, devi prepararti? Sì, un secondo. Allora, fai veloce, preparati. Com'è, sei pronta? Ok. Allora, Margherita è quasi pronta. Ci propone, scusate, un pezzo moderno. Con che musica faccela sentire? Ok, stop. Signore e signori, la numero 8, Margherita Bolsonella. Brava Margherita! Complimenti, buona continuazione e ci vediamo più tardi. Numero 9, Selma in Wood, 20 anni, 1,75 m, da Fiesso d'Artico del segno del Capricorno. Arrivata Selma, ecco qua il microfono per te. Raccontati a questo pubblico, che ci puoi dire? Intanto buonasera a tutti, mi chiamo Selma, ho 20 anni, vivo in Primo Lice di Venezia. Nella vita faccio sia la modella a tempo libero e la segretaria nella fabbrica dei miei genitori. Ma hai anche tempo libero? Sì, Ogni tanto dai, Sì, bisogna dai. combaciare il divertimento con il lavoro. Esatto. Ecco, ma nel cassetto che c'è sotto chiave? Che vorresti fare da grande? da grande vorrei sfilare per gli stilisti un po' più importanti d'Italia. Quest'estate, l'inverno scorso ho avuto l'opportunità di sfilare per la Milano Fashion Week con uno stilista molto importante che ha vestito Jennifer Lopez, Lady Gaga e anche Madonna. Ah, bello, insomma, caspita, ci fa molto piacere, ci fa molto piacere. Come ti descrivi a questo pubblico? Allora, sono una persona molto solare, mi piace divertirmi un sacco e sì, come posso dire, sono molto testarda, cerco di raggiungere sempre i miei obiettivi e di vincere in ogni competizione.
Ah, questa l'hai detta, mia bella bimba. Allora che la tua testardaggine ti porti fortuna questa sera. In bocca al lupo, Selma. Grazie mille. Ciao, buona serata. Numero 10, Emma Tommasello, 15 anni, 1,75 m, Santa Giustina in Colle, del segno del cancro. Ben arrivata Emma! Buonasera a tutti. Cosa fai nella vita? Raccontati! Ho appena finito di frequentare l'istituto professionale indirizzo sociosanitario. Com'è andata? Bene, bene. Secchiona? Sì, abbastanza. Quanto cosa sei riuscita? 8. 8. Brava, dai, insomma, è brava, belle e brave le nostre ragazze, belle e brave. Tutte studiano, tutte con dei grandi obiettivi. Qual è il tuo? Io da grande vorrei diventare un insegnante della scuola dell'infanzia o dell'asilo nido Che bello! e mi piacerebbe anche entrare nel mondo dello spettacolo e della moda. Perché no? Mettiamocelo dentro, non sa mai che da qualche parte dove voglio, no? Dove vado. Cosa fai nella vita? Io vedo che qui tu balli. Sì, ho praticato per un po' di anni ginnastica artistica, ora ho smesso, però questa sera voglio portarvi un pezzo. Allora vai subito a ginnastica. prepararti veloce. Vediamo se la nostra miss è pronta. Ci sei Emma? Allora cosa balli? Aspetta, microfono, scusate l'uno. Vai. Ballo una coreografia di ginnastica sul floor music, che sono le classiche musiche. Allora vai, signore e signori, la numero 10, aspetta no che ho sbagliato, sì, Emma Tommasello. Emma, bravissima, complimenti. Pensavo anche prima di salire sul palco ho fatto un riscaldamento simile, perché giustamente bisogna sciogliere un po' le gambe, anche voi lì in prima fila fate sempre questi riscaldamenti, no? Spaccate, salti, vedo il ragazzo dietro, ma ti metto alla prova dopo, Sì, fermo lì che poi tu da dove vieni? Da Verona? Perfetto, stai lì che poi ti metto alla prova, vediamo mo come ti sgranchisci qui sul palco di Miss Venice Beach. Grazie Emma, Grazie a voi. in bocca al lupo. Numero 11, Elisabetta Rossi, 16 anni, 1,78 m, arriva da Cadona, che è del segno del toro. Ben arrivata Elisabetta! Buonasera a tutti. Cosa fai nella vita? Canti sotto la doccia? Io sì, solo sotto la doccia perché sennò si spacca tutti i vetri di casa. Ma vabbè, tralasciamo. Cosa fai nella vita? Sono studentessa e devo andare al terzo anno del liceo scientifico sportivo di E Padova. da grande vorresti? Fare la fisioterapista e posare per marche importanti. Ah, che bello, ecco. E qual è il marchio che più ti piace? Dolce Gabbana. Dolce Gabbana. Beh, insomma, dai, ci sta. Sono dei brand italiani, l'importante è quello. Io vedo che
che anche tu porti un pezzo di ballo. Sì, esatto. Balli da sola? Sì, ballo da sola. Perfetto. Allora, prima c'era un ragazzo che mi ha detto io ballo con qualcuno. Con chi balla? Era una bugia, volevano colare con Miss? Vabbè, vedremo insomma. E se era lui era? Eri tu travestito? Va che adesso ti ho messo sott'occhio, mi raccomando. Va bene, vai a prepararti Elisabetta. Eccola qua la nostra Elisabetta. Sei pronta? 3, 2, 1 con il numero 11 Elisabetta Rossi. Mantieni questa energia fino alla fine, in bocca al lupo. Numero 12, Eleonora Castegnaro, 23 anni, 1,78 m, arriva da Sandrigo, Vicenza, del segno della Vergine. Eleonora, eccoti qui, raccontati a questa giuria, cosa fai nella vita? Allora, io nella vita da 1 annetto e mezzo mi occupo di risorse umane all'interno di un'agenzia, quindi E mi da piace. grande vorresti? Allora, diciamo che la parte commerciale delle aziende è una cosa che mi è sempre piaciuta, quindi anche le risorse umane, cercare di portare avanti questa strada. Si trova gente da assumere o no? Perché insomma diventa un po' Prossima domanda. Prossima domanda, andiamo oltre. Come ti descrivi a questa giuria e al pubblico per farti votare? Allora, io mi descrivo una persona energica, un po' esuberante. Mia mamma dice che sono un personaggio. Non so Ve lo perché. guarda, anche mia mamma l'ha sempre detto, sei un personaggio, sì certo, il mio, no? È anche riflessiva, dai, abbiamo anche un piccolo lato un po' più Ci riflessivo. vuole. Hai qualche hobby? Pratichi qualche sport? Allora, io sono più una persona introspettiva, creativa, mi piace tanto la psicologia, leggo tanto e poi sono un po' come le vecchiette, mi piace cucire, mi piace magari fare tutte perfetto. attività di bricolage, mi diletto su quello quando sono a casa. Bene, in bocca al lupo, cosa hai? Quindi per Natale prepari tutte le palline dell'albero? Sì. Da sola? Sì. Perfetto, ti mando il mio indirizzo, anche a me piacciono rosse e bianche. Ecco, perfetto. segna, Federica, segna anche lei. Sì, i che matrimoni, Questa dai. sera abbiamo fatto l'unplay, ho portato a casa la giacchetta, poi cos'altro? I figurini, i vestiti, le unghie, lei che mi fa l'albero, sono a posto per tutta la stagione. Esatto. Grazie Eleonora, A buona voi. continuazione. Numero 13, Angelica Berger, 21 anni, 1,80 m, arriva da Mestre del segno dei pesci. Eccoti Angelica, ben arrivata. Cosa fai nella vita? Allora, Vieni, mettiti qui nel centro palco, fatti vedere in tutta la tua bellezza. io nella vita mi sono diplomata in odontotecnica Ok.
e sto facendo un corso specializzato di organizzatore di eventi. Ah, che bello! Beh, no, magari, senti, io ho delle vecchiette qua dietro delle mie assistenti e se tu ti proponi e vedo che sei brava, magari le sostituiamo, così dall'oggi al domani non gli diciamo niente, dove stanno dietro? Cosa vorresti fare da grande? L'organizzatrice di eventi? Sì, o la organizzare dentista? qualche evento importante. No, la dentista l'ho lasciata da parte L'hai lasciata perché da parte. ho capito che non fa per me. Ok. Sì, organizzare qualche evento importante oppure anche posare per qualche brand Ma, di moda. quel che capita poi viene. Sì, o Versace o Victoria's Secret. Sì, due così di soldi. Anche a me Sì. mi ha chiamato ieri e mi ha detto Elisa, scusa, vieni. Io ho detto, certo, chiamiamo anche Angelica. Angelica, come ti descrivi a questo pubblico? Mi descrivo solare, e abbastanza estroversa e anche un po' diversa dalle altre ragazze. Perché? Perché sei diversa? Che Non lo c'hai? so. Qual è la tua carta vincente? Non lo so, mi piacciono cose diverse da altre persone. Tipo? Adesso sono Mi curiosa. piace molto, ho un hobby per l'oroscopo, Ah, cose vabbè. così. Io sono dello Scorpione, stasera va bene? Sì, dai. Meno male. Grazie, e tu che segno sei? Aspetta che l'ho visto prima, Io sono pesci. pesci ascendente acquario. E come ti va stasera? Cioè, da quello che ho visto bene. Bene? No, Dipende dai qua. giudici. Fai una preghierina, chissà che le stelle te la mandino buona, no Angelica? In bocca al lupo e buona continuazione. Grazie, con Angelica Giurati abbiamo finito le concorrenti, le 13 concorrenti